Buonasera! Buonasera, signor Litterio! Buonasera! E bentornato Grazie, a casa, signor Rosa. questa è anche Buonasera! Il signor Litterio Scalisi, buonasera. do Paisi, doc! Buonasera a tutti, buonasera! Come sta, come sta? Signor Come sta? Rosa. Stare la miseria. No, senta, fermo, Ma fermo. questo tempo, come siamo Anche messi? perché abbiamo appena parlato anche di cose importanti, io le ho fatto una presentazione importante, lei non può arrivare e sull'abbrivio, e lei sull'abbrivio dice subito, una miseria. Lei deve sfruttare meglio l'abbrivio, lei sull'abbrivio deve essere un pochettino... Abbreviando, signor Ecco, Rosa. abbreviando, non dica queste Io ho cose. sentito quello che lei ha detto di interessante perché ero a gabinetto. No, ecco, anche questo, se lei non lo ha sentito, non lo dica e basta. Non dica che era al gabinetto. Ma perché? Non si può dire il gabinetto? Non si può dire? Sì, si può dire. Siccome io sono ancora una persona, come si dice, all'antica. Cioè? Io come un cascatopere. Perfetto. Io ancora mi emoziono. Io quando sta che lui che a momenti parlandomi... Mentre invece? Quando, Perché altrimenti? chiamare l'italiano è complicato. È difficile, sì, l'italiano è complicato. Quando io saccio che io mi sta chiamando, Ecco, sì. in quel momento, parlando con il mi viene da fare 2 gocce d'acqua. Ho capito. Perché, scusi, due Allora, gocce vado- d'acqua? Perché lei dice 2 gocce d'acqua? Perché 2 gocce d'acqua? Che è un modo di dire che non sentivo Perché più da una tempo. volta il medico mi disse andare in bagno è come mangiare poco e spesso. Sì. Andare in bagno continuo. Continuo, a 2 gocce a 2 E gocce. ci vai 60 voto io. Ho capito. Ora faccio 2 gocce a 2 Ho gocce. capito, vabbè. Ha capito? Peraltro io devo anche dire che essendo un bisogno fisiologico, ecco, lei ha espletato un bisogno fisiologico. Un bisogno di fare a pipì. Esatto. Questo qua. Diciamo e che- siccome c'è la porta che non funziona, Ancora con sta porta che non funziona. perché voi dovete sapere Sì. che qua siamo all'acqua iovento. Ma quando mai? Cavo principale ci stanno su cannusando, Non ci è stanno vero, mangiando. non è vero. C'è la porta che non funziona. Ma quando mai? Se c'è qualcuno ci vuole venire con mia gabinetto. Ma ce lo faccio che? vedere. Chi? Che dice? Chi Lo ti sta faccio vedere? portando? Lasci stare. E allora meno male che non siamo i ciminieri, perché era una tragedia, ce l'ho raccontato. Come no, certo, alle Perché ciminiere... il gabinetto è piccolo. Sì, sì. Cioè tu fai un passo e sei entrato. E qua mano ti tiene la porta. Sì. Alle ciminiere la porta era 2,5 metri lontano. Perciò come faceva a tenere È la vero, porta? era difficile. Tra l'altro con la pendenza, con la pendenza che si rapeva sola, quindi tu la vai a tenere. Come fai? Cioè due sue cose. O tengi la porta e mi pisci in cuore. No! Ma avevamo detto 2 gocce d'acqua, Oppure scusi. vai al gabinetto e si apre la porta. E allora? E allora io, Lei con questa sua grande testa, con questa sua grande testa, modestamente, signor Rosa, con questa sua intelligenza... dopo allargare la mano. Esatto. Posso menzionare a lei? Quando mai? Ora me lo racconto. Che è un cretino completo, un del sogno. Io? Lei. Ah, nel sogno però. Veramente? Nel no? sogno. Veramente? Allora là ero costretto Sì. a avvicinarmi al gabinetto. Sì. Meno male che c'è una certa Cioè? agevolazione. Che sono? Cose fiscali? Cosa sono? No, a distanza di sicurezza, a distanza. Quindi una certa agilità? No. No? Una L'avete certa- capito voi? Sì. Ecco. L'avrei capito anche io, ma non volevo... E allora c'è una certa... e col piede teneva la porta, così. Sì, sì. Tenevo la porta col piede Sì, fermo perché sì. il coraggio non ci arrivava. Sì, sì. E quella sera Quella sera. Chi c'era c'era? ospite in trasmissione Ah, Cecilia Gay. Cecilia Gale, grande artista costaricana, del Costa Rica. Miura come sta Sì, cazzo, sì, così. è di colore, una bellissima donna di colore. Che mentre io ero in equilibrio precario, Sì. così, Eh? Idno entra con il fisico che ha, Bella donna, alta, sì. con quella furia, Sì. apre la porta del Sì. gabinetto, Sì. io era così, andando come mi viste, Sì. Che cosa ha fatto? Oh! Sì. Ma quanto è da presuntuoso. faccia si dice bianco come la giacca da signora. Certo. Se da che era di questo colore diventavo Sì, bianca sì, in quel modo Si è scolorita Cecilia. e io cascai dentro il gabinetto, Sì. la testa direttamente. Vabbè, fategli un E quindi applauso ero là. e così lui se E lo quindi dimentica ero là. questo fatto. Vabbè, comunque... Che poi alla fine tutto questo le è successo per una minzione. Dico, tutto questo le è successo per una minzione. Una minchiata. No! Che cos'è amici? Io perché mi ci metto? Perché tecnicamente le 2 gocce d'acqua si chiamano minzione. Ah, minzione. Basta. E da dove viene minzione? Vabbè, lasciamo stare. Senta, quindi lei ancora continua a fare degli Ho strani fatto sogni. un sogno stranissimo. Ma perché? Io e il signor La Rosa eravamo di piantone, avevamo pigliato un posto ospedale.
Tutti e due. Tutti e due. Era il primo A giorno. proposito di lavoro, un bel posto all'ospedale. Era il primo giorno di lavoro. Eravamo tutti e due di piantone all'ospedale. E ci avevano messo di piantone davanti alla sala parto. Quando nascono i picciriti. Va bene, bellissimo, momento magico, momento straordinario. A proposito della sala parto, auguri, anche se in ritardo, ma ieri non c'eravamo, a tutte le mamme, perché ieri era la festa della mamma. Quindi auguri alla mia mamma, auguri alle vostre mamme, auguri anche alle mamme che non ci sono più e auguri a tutte le mamme presenti all'ascolto. Perché la mamma è sempre la mamma. La mamma è la mamma. La mamma è sempre la Dice mamma. papà che uitamo? No. Ma la mamma è la mamma. La mamma è la mamma, la donna è la donna. Allora, sì. E allora eravamo di piantone alla sala davanti parto. a questa sala parto e c'aveva, signora Rosa, aveva a porta, era tipo saloon. Tipo a bussola. Sì, a bussola. Cioè eravamo messi a questo, il primo giorno di lavoro. Quindi anche emozionati eravamo, Certo, emozionati. Che lei in da faccia, un cretino. No, preciso. senta, ma anche se io le davo Cioè, questa non era come... Non lo dica, perché è un voglio sogno. dire, non è come ora si vede che è un bel giovane, è poco consumato lei, perché... però si vede, voglio dire. Non sono più così cretino come nel sogno. No. Nel sogno. Cioè, arrivato a un certo punto, entravano e uscivano i medici, e sta porta che faceva così. E io ho visto il medico che aveva un biccerino, che era appena nato, e ci stava dando pammate sul culetto, ma forte, a farlo piangere forte. E io giustamente ci disse, ma non mi pare manco giusto, farlo piangere da così, mi sta facendo una cara tenerezza. Ci disse a lei, che lei mi tagliava, mi rispondeva, dice, sì, che lei aveva ragione, ma ho visto uno stava infuocato da caroso. Cioè questo le ho detto nel sogno. Cioè io le ho detto questo, sì, qualcuno la sta capendo adesso.